Pronti? 1, 2, 3. Buono il secondo tentativo, il primo vero con Zebur Isaiah TRGF che cerca di mantenere la testa e la corda da Tommy che attacca all'esterno, poi si sistema secondo alla corda. In vantaggio allora Zebur Isaiah TRGF nei confronti di Tommy, poi Vassallo. All'esterno prova subito a progredire Teodoro OP, Numero si passa davanti alle 16, tribune Venus con che Zebur Dual, Isaiah TRGF in vantaggio nei squalificato. confronti di Teodoro OP che parcheggia seconda avanti a Tommy, poi Ulisse 3B quarto alla corda, di fuori scoperto c'è già Numero Boys Going 10, In che è Zagarambigi, partito benissimo da meno 20, ha anticipato tutti quanti, ha rifatto la penalità in un amen ed è già di fuori scoperto. 29-9 per i primi 400 metri di corsa con Teodoro P che sposta all'esterno per anticipare Boys Going In, vuole andare lei a sfilare al comando e non lasciare l'allievo di Goccia d'Oro in testa. Passa Teodoro P nei confronti di una condiscendente Zebur Isaiah TRGF, 45-7 i primi 600 metri di corsa, Teodora in vantaggio nei confronti di Zebur Isaiah, poi Tommy all'esterno, Boys Going In, ancora Ulisse 3B a precedere Vassallo, quindi all'esterno c'è la figura di Sympathy Trio che prova a spostare in terza ruota, anticipato però dalla risalita di Upper FKS. Ancora indietro Anvedi Jet, anzi Velez Daghi che aveva anticipato Sympathy Trio, il quale ora si avvia in terza ruota scoperto, trova un altro anticipo da parte di Velez Daghi che si scopre su Ulisse 3B, confusione nelle retrovie, intanto questo avvantaggio ovviamente Teodoro P e Boys Going In che sono sempre davanti, passano comunque veloci i primi 1200 in 1.37, un altro paletto in 14.8, Teodoro P in vantaggio, Boys Going In a destra, Zebur Isaiah TRGF richiesto, prova ad avvicinarsi Ulisse 3B, ancora Velez Daghi e Sympathy Trio, cala invece Tommy, si avvicina Trivet Cash, il miglio completato in 2 minuti appena abbondanti, Teodoro P in vantaggio, all'esterno all'appoggio c'è sempre Alessandro Gocciadoro con Boys Going In, Zebur Isaiah sul passo richiesto lungo la corda, ancora Velez Daghi che prova a venire in mezzo alla pista, ha scelto le vie Bresi, invece Sympathy Trio che aspetta l'open stretch, in vantaggio Teodoro P, al largo Boys Going In che sferra l'attacco, Boys Going In che attacca Teodora che si difende, Teodora si difende, Boys Going In attacca all'esterno, non vengono via i tappi, allora Teodoro P esulta e vince nei confronti di Boys Going In. Al terzo Zebur Isaiah TRGF avanti a Sympathy Trio e ad Ulisse 3B. Teodoro P e Marco Volpato portano a casa il successo nella trisquarte quinte odierna, il numero 8 al primo posto, il 15 secondo, il 2 il terzo, il 14 al quarto, il 6 al quinto, successo per Teodoro P, per la gioia di Cristina Fiore nelle scuderie. Il training di Michela Racca, la signora Anna Conte ai colori, il successo per Teodoro P che la vince andando in anticipo su Boys Going In a sfilare su Zebur Isaiah TRGF che uno aveva deciso di mandarlo via. Teodora poi si difende fino in fondo, Boys Going In sembrava comodo sull'ultima curva, in retta d'arrivo ha provato a sferrare l'attacco, Teodora è ripartita, non sono venuti via i tappi a Boys Going In nonostante Alessandro Gocciadoro ci abbia provato più volte. Il successo allora è per Teodoro P, Marco Volpato 8, 15, 2, 14, 6, l'ordine d'arrivo probabile della combinazione quintè, salvo errori, omissioni o interventi da giuria, questo l'ordine d'arrivo del quintè, il successo di Teodoro P.